Ben ritrovati dalla redazione. Una bimba di 4 anni di lingua tedesca è morta annegata in serata ieri sulla spiaggia del camping Villaggio Europa di Grado, dove si trovava in vacanza con i genitori. Sono subito accorsi soccorsi anche con un elicottero del 118, ma ogni tentativo per salvare la piccola è stato inefficace. La bambina è stata nuotata in mare, qualcuno l'ha portata sul bagnasciuga dove sono immediatamente giunti i soccorsi. Constatato il decesso, dopo i tanti tentativi esperiti sono state avviate le indagini da parte del personale della Capitaneria di Porto, supportate dal nucleo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Monfalcone. Bomba d'acqua su Trieste, strade allagate, blackout a singhiozzo e decine di chiamate ai vigili del fuoco. Alle 23 si contavano oltre 150 richieste di intervento, di cui 100 ancora in coda. Il maltempo ha sferzato la città nel tardo pomeriggio di ieri. In poco meno di mezz'ora, dalle 18.47 alle 19.15, sono caduti 40 mm di pioggia, quanto basta ad allagare le strade. Poi a più riprese si sono registrati altri rovesci nel corso della serata. Poco dopo le 21 in particolare un'altra pesante scarica d'acqua. Dalle 21.07 alle 21.23 sono caduti altri 21 mm di pioggia in soli 16 minuti. Una donna di 68 anni è stata investita da un'automobile mentre attraversava le strisce pedonali. L'incidente è avvenuto a Fiume Veneto, in via Trento. Secondo quanto riportato, la signora stava attraversando la strada quando è sopraggiunta una Fiat Punto guidata da un 74enne che non si è accorto della presenza della 68enne. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso che ha trasportato la donna in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Ha riportato una ferita alla testa e al braccio. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Cambiamo argomento. Previo un incontro tecnico in programma nei prossimi giorni. A partire da lunedì 8 settembre la strada regionale TS11 di Prebenico sarà riaperta alla circolazione dei mezzi fino a 3,5 tonnellate. La circolazione dei mezzi pesanti sarà invece vietata fino al termine di un intervento di messa in sicurezza definitiva della strada. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Cristina Almirante al termine della riunione al Palazzo del Governo di Trieste, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Prefettura, dell'EDR di Trieste, del Comune di San Doldico della Valle, del Comune di Capodistria, i referenti del Servizio di Polizia Stradale e il Console Generale della Repubblica di Slovenia, Gregor Schutz, per definire le modalità di riapertura della strada regionale TS11 di Prebenico, bloccata da marzo a causa di uno smottamento che ne ha compromesso la stabilità. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Per oggi cielo in genere variabile con schiarite più ampie e durature verso la costa. Nel pomeriggio sulle prealpi Giulie è possibile qualche debole pioggia sparsa che in seguito potrebbe estendersi anche alla fascia al confine con la Slovenia. Temperature massime in aumento, temperature minime in pianura fra 15 e 18 gradi, sulla costa fra 19 e 21, temperature massime ovunque fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.